Bentornati su aggiornamento con le previsioni meteo. I valori termici continuano ad essere sopra i 35 gradi su gran parte d'Italia, con picchi di 40 gradi sulla Toscana ma anche al centro e sud, soprattutto sul Tavoliere delle Puglie. Il caldo torrido continua ad azionare soprattutto sulle regioni centro-meridionali, portando un'intensa ondata di caldo che porrà fine solamente a partire dal weekend. Intanto queste giornate saranno contraddistinte da un vortice sulle Baleari che riuscirà a portare della locale instabilità. E notiamo dalla grafica come un minimo centrato sulle Baleari porrà dei temporali sulla Spagna orientale, con temporali forti associati a grandinate su tutto quanto il centro Europa, condizionando il tempo anche sul nord Italia, soprattutto sul Piemonte occidentale avremo occasione per qualche temporale, e anche sul Veneto, il Friuli Venezia Giulia possibilità anche di sconfinamenti sulle pianure, sviluppo di rovesce temporali dal Ferrarese bolognese fino a raggiungere anche le pianure del medio-basso Veneto, soprattutto quello centro-occidentale. Possibilità bassa comunque per il Friuli Venezia Giulia. Sul resto delle prealpi e dei Dolomiti aumenterà la probabilità di rovesci pomeridiani. Sul resto d'Italia nulla da segnalare, al centro gran parte soleggiato, possibili rovesci solamente lungo l'Appennino tra Marche e Abruzzo, al sud in prevalenza soleggiato, salvo un locale temporale sull'Appennino calabro-lucano. In Sardegna ancora in prevalenza soleggiato, quando il tempo però tornerà a peggiorare nel corso della giornata di giovedì per l'avvicinamento del minimo dalle Baleari appunto verso la Sardegna e il Nord Africa. Nella giornata di giovedì Ferragosto il vortice si avvicinerà verso la Sardegna e il Nord Africa, portando una intensificazione della instabilità su queste due aree. Lunghi irregolari con intensificazione del pomeriggio di rovesci e temporali sulle zone interne della Sardegna, con possibilità di temporali di forte intensità soprattutto sulle zone interne montane, possibilità di rovesci non solo su tali settori ma anche sulla Alta Toscana, sulla Liguria e sul Piemonte occidentale. Variabilità sul resto delle regioni del nord-ovest, dove avremo velature alte, stratificazioni che offuscheranno un po' il cielo, consentendo quindi un leggero calo delle temperature pur mantenendosi sopra la media, con caldo ancora intenso e afoso tra i 32 e i 35 gradi, specie sull'Emilia Romagna avremo punte di 36 gradi. Sul resto del centro e del sud avremo nessuna attività temporalesca, temperature ancora molto elevate fino a 38 gradi sul Tavoliere delle Puglie, mentre un fronte atlantico aziona sulla Gran Bretagna e l'Irlanda, provocando una forte instabilità, correnti atlantiche comunque ancora lontane dall'Italia e possibilità di ancora rovesci sul centro Europa. Nella giornata di venerdì assisteremo sempre a una nota instabile, soprattutto sulla Sardegna. Tra la notte e il primo mattino qualche locale fenomeno a carattere temporalesco potrà interessare la Sardegna, mentre nel pomeriggio ancora variabilità sulla Sardegna per temporali in sviluppo, soprattutto sul comparto centro-occidentale. Anche sull'alto versante tirrenico potrà arrivare un fronte temporalesco in estensione fino sulla Liguria, e probabili temporali anche sulle Alpi centro-occidentali, anche sul Piemonte occidentale, con coinvolgimento della instabilità fin sul Lazio. Saranno fenomeni comunque irrisori a carattere temporalesco localmente, proprio per questo minimo depressionario che comunque non esercita una instabilità diffusa. Ricordiamo, si trattano di temporali di calore dovuti proprio a questo piccolo vortice lontano dall'Italia, che comunque provoca la risalita di una forte umidità e la conseguente formazione di sviluppi temporaleschi, soprattutto sulle Alpi, sulla Sardegna e sull'Alta Toscana. Intanto si avvicinano le correnti instabili nord-atlantiche, pronte per portare, come si nota, una instabilità a partire dal Regno Unito. Questo vortice da tenere sott'occhio, perché riuscirà poi a partire dal weekend a sfondare fin sull'Italia per portare un calo delle temperature notevole. Le termiche, ricordiamo, saranno ancora decisamente elevate su gran parte d'Italia, con caldo molto intenso, ancora valori oltre i 35 fino a 37-38 gradi al sud e sull'Emilia Romagna. E arriviamo così alla giornata di sabato, quando le piogge e i temporali sono attesi su gran parte delle Alpi e tenderanno a sconfinare alla Val Padana, soprattutto quella occidentale, con il coinvolgimento a tratti anche della Liguria e dell'Appennino tosco-emiliano
africano. Attesi fenomeni localmente forti accompagnati da grandine, anche di medie e grosse dimensioni, qualche nota instabile ancora sulla Sardegna, specie quella settentrionale, con possibilità di un locale temporale anche sull'Appennino centro-meridionale, temporali forti a partire dalla serata e nottata di domenica sul Piemonte, in una rapida estensione anche alla Lombardia. Da qui si svilupperà un fronte temporalesco. Per il resto, nella giornata di domenica avremo temporali più diffusi solamente sulle Alpi, sulle prealpi del nord, con possibili sconfinamenti anche alle pedemontane. Ricordiamo appunto, tra la serata di sabato 17 e la nottata di 18 assisteremo quindi all'allontanamento dell'anticiclone africano per la spinta delle correnti fresche instabili di matrice nord atlantica, che per la discesa di questo minimo depressionario collocato proprio sul centro Europa porterà un sensibile calo delle temperature, dapprima con forti rovesci e temporali a partire dalle Alpi in estensione sul nord-ovest. Il caldo e la stabilità risulterà ancora ben presente al centro-sud, seppur con nuvolosità in graduale aumento. E arriviamo così alla giornata di domenica. Come si nota, la discesa del fronte temporalesco atteso proprio a partire dalle regioni settentrionali provocherà un netto peggioramento delle condizioni meteo su tutto quanto il centro-nord, ma soprattutto sul Triveneto. Al mattino, in primis sulle regioni del nord-ovest, avremo ancora dei cenni di instabilità temporaleschi, ma che coinvolgeranno anche l'Emilia Romagna, tutto quanto il Triveneto entro il pomeriggio sera, per portare un sensibile crollo delle temperature. Crolleranno le temperature anche di oltre 10 gradi per l'arrivo di aria fresca di matrice nord atlantica, che porterà quindi l'allontanamento del caldo intenso verso l'Europa orientale, con primi sviluppi di rovescio anche lungo tutto l'Appennino, ma il fronte temporalesco, come si nota, collegato al minimo che andrà a situarsi probabilmente sul nord-est dell'Europa, andrà a portare una scia di violenti temporali anche forti, associati a grandine fino a grosse dimensioni, visti i contrasti termici attesi con elevato Cape e il contrasto con il vento molto fresco in quota, andrà a portare fenomeni estremi accompagnati quindi da rischio nubifragi soprattutto sul comparto adriatico. Sembra molto probabile poi l'arrivo dei temporali, come si nota, verso il centro-sud nel corso della serata di domenica e nella giornata di lunedì. Lunedì si attende un miglioramento sulle regioni del nord, a parte qualche temporale in sviluppo lungo l'arco alpino e prealpino, mentre nella giornata di lunedì assisteremo a instabilità diffusa al centro-sud con temporali, temperature in netta diminuzione. Dalla grafica attesa dopo il passaggio temporalesco sulle regioni del centro-sud, anche qui con rischio fenomeni intensi, ricordiamo, durante le ore mattutine e pomeridiane della giornata di lunedì, il fronte interesserà poi i Balcani per poi viaggiare gradualmente verso l'est Europa, per lasciare poi un caldo gradevole senza valori estremi, con valori che al momento sembrano attestarsi attorno ai 30-32 gradi sulle regioni del centro-nord a partire dal 20 di agosto. Insomma, si tornerebbe quindi a respirare dopo un break temporalesco nella giornata di domenica e di lunedì, che attraverserà un po' tutta quanta l'Italia. Avremo modo ovviamente di riparlarne per quanto riguarda le zone maggiormente colpite. Ricordiamo però che questa rinfrescata non porrà fine comunque all'ondata di caldo estiva. Ricordiamo che tornerà poi l'anticiclone a partire dalla prossima settimana e riporterà poi delle termiche comunque sì leggermente sopra la media, ma senza i valori che abbiamo registrato in questi giorni. Queste le conferme da parte dei centri modellistici fino alla giornata di domenica. Per quanto riguarda il centro-sud e la prossima settimana, una ipotesi che può ancora subire variazioni. Vi raccomandiamo di seguire i prossimi aggiornamenti meteo.